Arrivederci, divertitevi. Ciao, ciao, sì, va bene, grazie. Ciao. Oh, finalmente sole. Alianetta, ben che non sono in treno stazione, prego di tu che il treno è in partenza, se no. Cesare, caro, pensa che finalmente mi conduce a fare un viaggio, dopo tanto che me lo prometti. Da quando ci siamo sposati non ci siamo più mossi da casa. 10 giorni che sei mia moglie e non ti anche un capio che sono stato tutta la settimana a in casa per fare, credo, un mondo di curiosi che ne altri due in viaggio le nostre. Ma non ci te ne accorgevi quando mandavano poste cartoline? Saluti da Capri, saluti da Venezia. Però le facevi invocare da Genova. Ma cosa vuoi? Quello che le ricevo cica tanto da ragia con la mia manco timbro. Saluti da Capri, bello grosso, fa sempre colpo. Questa volta invece le manderemo sul serio. E cose? Le cartoline. Ah, credevi confettue. E perché? Me lo mangi quasi tutte. Allora è per questo che ci sono arrivati pochi regali. Ma non lo sai che i regali che gira sono sempre i medesimi. Quello servizio di cristallo di Murano che non regalo a gli altri, o le un regalo che ho fatto, tu l'aveva fatta quella del primo cian 2 anni fa. Poi si sposò con la du due e quella del primo che la mandò a lei. Quelli du 4 hanno festeso il nostro d'argento e il servizio l'hanno regalo agli altri. Quelli du 6 hanno fatto pigiare come non ai suoi figli e il regalo le hanno a finire. Quella du 6 a sua volta hanno fatto in presente a cantante du 7 e quella du 7 quando la sacciù che si sposemo la mando agli altri. Così o continua già in tuo condominio. Ma Cesare, ma qui finisce che perdiamo il treno. E qua è treno? Ma come? Non hai detto che si parte? Sì, ma che ne tanti treni per San Pedena. Scusa, non ho capito. Ho detto San Pier d'Arena, Montemocchia Principe e scendiamo a San Pier d'Arena. È tutto qui il viaggio. Ti che fai su treno e allora basta. Ma non ti l'hai fatto contro quello che abbiamo speso in questi giorni? E doveva la pisare e palanca a Copenaghen? Allora perché siamo venuti in stazione e mi hai fatto preparare le valigie? Ho fatto per svagare un po'. Ma io voglio viaggiare. Te ne senti? Allora facciamo così. Scendiamo a San Pier d'Arena e prendiamo il tram di Voltri. E tutto questo lo svago. E per svagarti al ritorno ce la facciamo a piedi e ti diciamo le valigie, va bene? Così arrivando a casa di Puriedi. Sono tanto stanca del viaggio. Ma che treno va queste valigie, signoro? Rapido per l'Olanda, prima classe. Lascia le stali che me porto là a me. Siamo alla quarta settimana.